7 al via in questo miglio di categoria ED che vede al numero 1 Arizona Jet, 2 Athena Risaia TRGF, 3 Zalabarman, 4 Angelina Jolie, 5 Velasquez Lux, 6 Vamos OP, in seconda linea 7 Zumba Piz. Arizona Jet molto appoggiata, numero 1 è la netta favorita. Macchina che accelera, partiti con la velocità di Athena Risaia TRGF che contrasta Zalabarman. Zalabarman insiste all'esterno, mentre al largo di Arizona Jet c'è Vamos OP, passa intanto di forza dopo 200 metri di gara Zalabarman su Athena Risaia TRGF. Terza posizione per Arizona Jet, al largo si ritrova invece scoperto Vamos OP che ha in schiena Angelina Jolie. Se ne vanno i primi 400 metri di gara piuttosto svelti con 29,3 per il quarto iniziale, in vantaggio Zalabarman e Alessandro Fonte. All'esterno Vamos OP raggiunge Athena Risaia TRGF, poi Arizona Jet lungo la corda con al largo Angelina Jolie, al largo anche Velasquez Lux, mentre in coda rimane Zumba Piz. Se ne vanno i 600 in rallentamento per il leader Zalabarman che completa il mezzo miglio iniziale in 1 minuto e 4 decimi. 31,1 il secondo quarto di gara. All'esterno è sempre Vamos OP che si impegna a lato di Athena Risaia TRGF, chilometro completato nell'ordine del 1:15,8, e ora lo scatto in terza ruota di Angelina Jolie che mette via in breve Vamos OP, si porta sulla testa e a 500 dalla conclusione attacca con estrema decisione il leader. Zalabarman cerca di replicare, ma fra i due c'è anche Athena Risaia che si è inserita. Athena Risaia però sbotta di galoppo sulla curva finale, così Zalabarman può riprendere fiato e nuovamente in vantaggio nei confronti di Arizona Jet. Entra in vantaggio Zalabarman, sprint a centropista Arizona Jet, ultimi 100 metri di gara con Arizona Jet che nel finale va su Zalabarman che si difende, ma Arizona Jet ha energie più fresche, viene a vincere sullo stesso, mentre per il terzo lungo la corda è Zumba Piz che ha ragione di Angelina Jolie. 1:15,5 ragguaglio conclusivo, 32 a chiudere. La vittoria annunciata per Arizona Jet e Nando Pisacane che, correndo all'attesa e trovando da correre proprio sulla curva conclusiva, riesce a sgabbiare per sprintare bene in arrivo e vincere sulla stessa Zalabarman che corre comunque molto bene al comando. Terzo posto per Zumba Piz. Ha ragione di DJ Spritz. 1:19